can't manufacture a miracle. The silence was pitiful that day. Love is getting too cynical. Passion's just physical these days. You analyze everyone you meet, but get no sign. Loving kind. Every night you admit defeat, and cry yourself blind. If you can't wake up in the morning, 'cause your bed lies vacant at night. If you're lost, hurt, tired or lonely, can't control it, try as you might. May your thought that love never leave you. May you find it by the end of the day. You won't be lost, hurt, tired and lonely. Something beautiful will come your way. The DJ said on the radio, life should be stereo each day. Till the best to cast the unsuitable instead of some kind of beautiful. You just couldn't wait. All your friends think you're satisfied, but they can't see your soul. No, no, no. Forgot the child feeling petrified when they left alone. If you can't wake up in the morning, 'cause your bed lies vacant at night. If you're lost, but tired and lonely, can't control it, try as you might. May you find that love ever leave you. May you find it by the end of the day. You won't be lost, but tired and lonely. Something beautiful from your way. Some kind of beautiful, some kind of beautiful, some kind of beautiful. All your friends think you're satisfied, but they can't see your soul. No, no, no. Forgot the child feeling petrified when they left alone. If you can't wake up every morning, 'cause your bed lies vacant at night. If you're lost, hurt, tired and lonely, can't control it, try as you might. Lay your burden, love never leave you. May you find it by the end of the day. You won't be lost, hurt, tired and lonely. Something beautiful will come your way. You won't be lost, hurt, tired and lonely. Something beautiful will come your way. Oh, salve a tutti, buonasera. Allora, si dovrebbe vedere, questa è una cosa su cui stiamo ancora un attimo lavorando. Si è spostata la cam
Dopo, se il problema è solo la RAM stasera, non ci sono problemi, aspettate, non è che vi perdete chissà che cosa, questo sono, però, dai, a posto, fatto. Andiamo un pochino di qua, pizzi frizzi, a posto così. Allora ragazzi, nel frattempo che aspettiamo al dottor Gianmarco, e per fare anche una prova per quanto riguarda le live, mi sono detto, attendiamo un po' con Hollywood Animal. Se non l'avete provato e vi piacciono i giochini manageriali, questo è molto simpatico. Dovete gestire un bello studio cinematografico con annessi e connessi e tanti problemi. Allora, intanto mi sono uscite delle nuove apparecchiature, poi è la prima che posso comprare. Ok, allora, al momento tutto sta andando. C'ho 2 film in produzione, 2 in post, uno che è uscito e mi sta facendo guadagnare qualcosina, e c'ho 2 film con un po' di post produzione. Non c'ho altri titoli. Questo è stato un mio errore, ho minacciato per sbaglio una persona. Ok, tabula rasa. È un 2,6 su 5 per fare un filmettino veloce, per fare qualcosa di soldi, perché no? 2,6, 2,5. 2,6, 2,5 va bene. Allora, questo se riesco a farlo. Allora, 3,8, 2,6, vediamo se c'è qualcuno che mi possa un attimino aiutare. Allora, abbiamo detto 2,6. Posso vedere anche di scendere un pochino più in basso. Jerry Lawson. Allora, Jerry Lawson, diciamo che ti prendo per un film soltanto, ti do l'assicurazione medica e mi lavori per un film. Vediamo se ci troviamo bene, continuiamo questa collaboration. Sto cercando di pulirmi gli occhiali, ma non so dove cazzo li ho appoggiati, sono letteralmente una merda. Allora, ma va meglio. Allora, a sto punto mettiamo 2,7 lui, ho gli studi di produzione ancora a livello 1, lui lavora meglio sulle location esterne. Senti, visto che è un film da 2,6 ed è ambientato su un'isola tropicale, fate tutte riprese all'esterno, sono 93 giorni, e non potrebbe salire un pochino la qualità. Allora, come tecnologia usiamo la camera nuova perché ci sono gli obiettivi extra, quindi così si può sbloccare la versione potenziata e posso anche migliorare la qualità. Questo l'ho potenziato, ma di base c'è un 212. Questo è un 211, però qui faccio salire e costa anche di meno. Diciamo la cinepresa nuova, Sound Technology. Abbiamo il Sonaton. Allora mettiamo truppa all'esterno. Famolo bene, vediamo di fargli salire un pochettino i punti. Allora, a questo punto mettiamo come produttore, non ce ne ho manco uno. Di produttori, sono tutti occupati. Al massimo possiete mettere questo da 2,6. Però mi costi un fottio e bevi anche come la spugna, e pure tu. 85 per un film. Senti, gli metto un regista un pochino più... un producer, scusatemi. Allora, fai un filmozzo, adeguati. Allora, come director è sempre un 2,6. Tu più del 3 non sali, quindi ci vai giusto giusto. Allora, Clumsy Off, il maldestro. Chi farà il maldestro?
3-7. C'ho un bel po' di attori che ho finito di fare un paio di film, quindi mi si sono sbloccati parecchi slot. 53 anni. Tu devi essere misogino, quindi va bene così. Allora, il Clowns io non l'hai mai fatto ultimamente. Allora, facciamo così. Tu fai questo e il capo tribale lo fa lui, che è più bravo. Ok. Mi costa $253.000 con 92 giorni di riprese. Ok, va bene. Ok, almeno così inizio a prepararne uno mentre mi scrivono qualche altro copione. Chiappa a quello, esce tra 50 giorni. Qui ci sono stati dei problemi, abbiamo dovuto rallentare un attimino le difese, però è un film da 5 e 4.5, quindi comunque è una scelta buona. Io ho sempre paura che non vada alla live, su YouTube ho visto che stava andando, quindi penso e spero che vada anche su Twitch. Per limite facciamo qualche piccolo esperimento. Allora, qui nessun problema. Non so se c'è qualche altro film. Potrei fare questo. Su The Very Top 4.2 e 3.8. Fare fatto. Allora. Sembra minimo un 4.2, però qua. Consider sei uno zozzoso, un zozzosello. Alton Holland. Sei un birichino. Ok, nel film non ci sono donne, quindi non dovrei avere problemi. Vai, sei assunto. Allora. Signor Alton, venga qui. Soundstage ce li ho liberi. Tu sei più bravo a girare negli studi interni. Allora, qua mo dobbiamo un attimo, però rilascio 2 film con tema isola tropicale insieme. Mi devo poi distanziare un pochino nel calendario finale. Allora, facciamo così. Isola all'esterno. Giungla anche all'esterno, questi 3 che sono quelli principali li facciamo all'esterno e risparmiamo un po' di soldini girando questi 2 all'interno. 100 giorni in totale. Vabbè. Facciamo sempre con questa, facciamo con questo, mettiamo un po' di crew e un po' di extra, un po' di comparse, così il film dovrebbe venire un attimo meglio. Produttore. Poi mi serve sempre uno da 4 e 2. Tu col baffetto indifferente. Quindi utilizzo un approccio pratico con il lavoro. Il lavoro non sarà pulito e che risplende, però tutto andrà secondo i piani e non dovrebbero esserci problemi. Effettivamente con un film da 4 e 2, anche perché poi scendiamo a 2 e 6, non posso ancora tentare di convincere gli altri a venire a lavorare per il mio studio. Vediamo un po'. Allora, director un 4-5 e tu sei pure sotto contratto, così lavori. Attori, allora un hopeless romantic. Un hopeless romantic. Drama action adventure. Tu sei troppo anziano e non va bene. Serve un attore da 4 e 2 minimo. 3-7, 4-6, 4-5. Guarda, 4.5 costi pure poco, almeno che tu non c'è qualcosa sotto.
Cioè 27 anni e già sei a 4.5. Oh, se non è il tuo limite. Allora, guarda, visto che 4.5 è un ottimo punteggio, ti faccio il contratto per un anno. Vediamo un attimino come ci troviamo. Allora. Poi il sidekick. 9, 4 e 2. 28, 27 come sidekick. Va bene. Capo tribale. C'è un 4.1. Lo fai te. 2,72 con 99 giorni di ripresa, ma posso dire un attimino di ottimizzare la schedule dopo. Ok, affare fatto. Ok. Allora. Poi questo lo devo fare quando ho mezzi migliori. Un 3,7, questo forse lo posso iniziare a mettere a far fare. Allora. Qui e ci andiamo bene. Sei un thriller. Il download del video è stato annullato. Da YouTube si vede però, Gabri. Prova un attimo che così aggiusto pure sta cosa. Io sto facendo dei test in tempo reale e mi dice che va tutto bene. Non va tutto bene e non riesco a capire perché. Ma addirittura è crashato proprio Meld. È qualcosa di Twitch allora. Che adesso va Gabri su YouTube. Problema che non passa il video. Aspetta che ti leggo subito. Oi Pierluigi, ieri sera ci abbiamo buttato il sangue per fare una live. Abbiamo risolto, ma mo sta dando lo stesso problema. No, allora non sono riuscito ancora a capire se è effettivamente un problema di Twitch o del software. Perché io sto vedendo qua davanti, ho scoperto una funzione del programma dove c'ho tutti i percorsi dei flussi audio e video e quello che stanno facendo, e la trasmissione su Twitch sta andando di pari passo a quella di YouTube tranquillamente. Io mi provo a staccare un attimo Twitch, chiudete e riapritelo. Il flusso adesso non sta passando di là, lo riattivo. Penso sia di Twitch perché le altre live funzionano. E io credimi, non so che cavolo può essere. Veramente non sto riuscendo a capire. C'ho la risorsa estrema, me la so conservata adesso per quando viene Gianmarco. Quindi mo appena arriva lui faccio un attimo un travaso di alcuni dati e provo ad andare a scendere a dei driver ancora più vecchi, ma questi andavano l'altro giorno. Adesso funziona? È qualcosa del programma che non si prende il tutto. Risalve Pierluigi. Allora, mi dice Gabri che su Twitch va. Io mo quello che ho visto tramite il Discord del programma Meld posso aprire un ticket, gli spiego la situazione e vedo se magari c'è qualcosa. È che loro recentemente hanno fatto un aggiornamento dove hanno detto che c'erano dei problemi per quanto riguarda i driver Nvidia. Se qualcuno ha ancora dei problemi, di creare un ticket. Mi metto domani mattina e lo faccio in modo tale da cercare un attimino di capire. Io per sicurezza, mo che viene Gianmarco, scendo anche i driver precedenti, in modo tale che riusciamo un attimino a gestire la cosa. Perdonatemi, però così staccando e attaccando poi va. Allora, io intanto lancio qua. Che cosa mi dite? Ti posso dire una cosa che fa sia ridere che sono interessato? Gabri, questo è il canale delle libertà, potete dire tutto. Sempre nei minimi e nei termini legali, c'è chiaro. Non per me, a me mi potete dire tutto, solo che ci sono persone in giro che ormai gli dà fastidio tutto. A proposito, questo ho trovato un gioco che secondo me ti piacerebbe parecchio, anche se è ancora in sviluppo. Pierluigi, spara, butta.
ha trovato un titolo oggi Gianmarco, non è ancora uscito, ce lo siamo segnati appena possibile. Gabri, io non ti devo consigliare sti giochi a te, però Gabri, porca la miseria. È una specie di Jumanji a tema horror, si gioca in multiplayer, c'è questo gioco da tavolo maledetto, ogni volta che vengono lanciati i dati c'è qualcosa da fare in questa villa, in questo posto, e si deve cercare di vincere il gioco. L'ho messo subito nella lista dei desideri di Steam, subito, immediatamente. Allora, io intanto qua continuo, almeno faccio partire questo e vediamo un attimino come va il tutto. Allora, come producer non c'ho nessuno. I producer scarseggiano 3734. 3734. No, al momento non possiamo fare altro. Ok, partiamo così. Allora, almeno sto film è andato in attivo, quindi via, ed è arrivato anche al terzo posto. Minchia. Allora, acchiappa a quello, esce tra 8 giorni. Nuovo copione, nuova sceneggiatura 1.8, 1.3. Metti sullo scaffale. Si chiama This Brain Life ed il protagonista sei tu. E non scherzo, sei una persona normale devi decidere la tua vita per giorno. Tra l'altro può essere molto... Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Gabri, segno un attimo sto titolo che mi ha detto Pierluigi e ti leggo subito. Ok, allora. Quindi si basa sulle mappe in tempo reale. Sì, 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 sì. Per Luigi, perciò ti voglio bene. Tu mi dai sempre quelle cose che io mi metto sotto mentre lavoro, mentre devo aspettare delle cose e mi ci diverto. Se esiste una traduzione in italiano pure amatoriale, questo da portare in live per fare qualche live un pochettino più tranquilla, minchia. Allora, messo nella lista desideri, e c'è anche la demo che io mi appropinquo a scaricare immediatamente. Poi ci vede con la mod, cerco la traduzione e vedo di portarlo in live. Allora, apri Steam, scarica la demo, quando sono 165 MB. Tra l'altro può essere modato, guarda, mi hai dato una buona notizia. Io il titolo che ho trovato, che penso vi porteremo in live nel prossimo periodo, è un simulatore, però è un simulatore un po' particolare, non credevamo che potesse uscire. Invece è uscito, è molto particolare. Allora, c'è una pagina di un sito per gli RGB e stanno facendo un giveaway di un PC a forma di tostapane con Intel Core i5 14600K, processore una Zotac RTX 5060, una scheda madre dell'Asus, la serie Strix, la Z790, Cooler Master 850 watt, 36 ampi. Minchia! Ma è pure buono come computer, Gabri, bello potente. Vero che c'è una 5060, ma sinceramente io qui sul portatile ho una 4060 mobile. Però ragazzi, dico la verità, dettagli medi alti, dopo che mi sono settato e ho ordinato il computer in un certo modo, mi vanno quasi tutti gli ultimi titoli. Allora, no, io a te non ti posso fare. No, no, no. Allora, annulliamo questi due e ce li togliamo un attimo da mezzo. Devo lanciare qualche film subito perché i soldi stanno iniziando a scendere tanto. Luigi, come manageriale questo è il mio massimo rilassamento. È fatto benissimo sto titolo. È ancora tra virgolette in accesso anticipato e stanno continuando ad aggiungere funzioni, ma è fatto molto molto bene. Lo so, ho chiesto a mio fratello se poteva partecipare e magari avrò un nuovo PC, ma forse con la sfiga che ho io non l'avrò, però
Guarda, credimi Gabri, pure a me ogni tanto mi è capitato di partecipare a qualche concorso e quant'altro. 99% delle volte non vinco, però poi ti capita quella volta in cui ti capita di poter vincere. Provati, vedi se sei legalmente autorizzato a partecipare, mettiamola così. Se no, vedi un attimino, provaci. Anzi, se mi dai il sito, se mi dici dov'è sto contest, partecipo pure io, magari metti che vinco il tostapane. Anzi, guarda, facciamo così. Dammi il link, mi candido io, te lo dico tranquillamente, se lo vinco te lo do a te. Poi spieghiamo un attimo ai tuoi genitori come ti arriva un computer a casa, questo è un altro discorso. Però se mi dai il link e posso unirmi al contest, ci provo. Allora, sei salito come punteggi, quindi va benissimo. Allora, qui devo un attimino vedere di accorciare i tempi. Allora, innanzitutto gli mettiamo un po' di security, così non abbiamo problemi. No, mandamelo come messaggio privato, Gabri, che vengono bloccati i link. È perché vengono gli stronzi o le stronze o chi si identifica con account finti e mandavano link una continuazione, quindi ho bloccato sul nascere e non ci sono problemi. Mandami il messaggio privato e lo leggo tranquillamente. Allora, qui non devo cercare di far incazzare la troupe, però 93 giorni sono troppi. Così già sarebbe meglio, però lavora 7 giorni a settimana, no? Ragazzi, facciamo un 6 giorni a settimana, no, così sale di più. 6 giorni a settimana, 12 ore al giorno. Questo non fa... Dai, va bene. Vai così e vediamo come va. Se riesci scrivi in chat così riesco a mandare Fallout Shelter stile Jumanji. Gabri, per questa cosa mandami il messaggio privato. Ma sto cercando di capire sto Fallout Shelter stile Jumanji. Che cos'è? Che cos'è? Io ho la lista dei desideri di Steam pieni di titoli particolari che vi vorrei portare. Ce li ho tutti tolti da mezzo. E ne arrivano i soldi, la pecunia e si sblocca qualcosa. Poi domani, mamma che sceneggiatura di me. Domani potrebbe essere una buona giornata anche per quanto riguarda la questione del negozio, che non ci siamo fermati, non abbiamo abbandonato l'idea, anzi abbiamo continuato a lavorare, sono aumentate le cose che poi accadranno, solo ci manca il punto principale. Siamo cazzi di trovare un attimo un lavoro da freelancer. Tutte le agenzie dove abbiamo lavorato negli ultimi mesi se ne sono presi una pausa estiva. Minchia, ottimo, ottimo. Però non c'è il reparto marketing per fare la pubblicità, porca la miseria. Allora, tu sei un 76 giorni e facciamo sempre... Ti tengo 5 giorni a settimana, però risparmiamo 12 giorni, così più un paio di giorni studio. Security, mettiamo te. Sto dicendo, scrivi in chat qui così riesco a mandarti il tostapane. No, e se scrivo io in chat, perché ti devo scrivere io in chat? Scusa, è un link dove devo partecipare e inserire i dati per il contest o, come al solito, non ho capito io un pezzo. Allora, tu mi scrivi questo e tu mi scrivi questo. E perché non riesci a scrivermi in privato? Ah, aspetta, Gabri, aspetta un attimo, aspetta, lo risolviamo facilmente, aspetta, Gabrius, aspetta, ma ti mandi un messaggio. Ecco, mo' ho capito. Provola. Ti ho scritto provola. No, e in chat non c'è l'autorizzazione per scrivere i link. Ok, fatto, arrivato, a posto, provolina. Allora, fammi vedere un po'.
Ok, fatto. Ok, Gabri, mi sono registrato. Mancano 38 giorni. Fai pure la clip di quello che dico, tanto poi lo sai, i risultati ve li dico tranquillamente in live. Se vinco, prima però avvisiamo casa, mi dai i dati, io prendo e te lo mando. L'ultima volta che ho partecipato a un contest è stato quando c'era la beta di Marble Rivals. Partecipai, dissi vabbè, chissà se riesco a provarlo, eccetera, eccetera. Niente. Fece l'estrazione sto streamer che stavo seguendo in inglese o americano, ma non ricordo. Fece l'estrazione, chiamò il vincitore non si presentò. Rifece subito dopo l'estrazione, uscì il mio nome sullo schermo, bello grosso. Go Wesker, ci sei? Eccomi. Dammi la chiave per piacere. Grazie. Allora, cosa è successo qua? Juan Gonzalez, l'attore che fa il protagonista, ha deciso che il boss della mafia dovrebbe recitare in italiano. Per entrare nel personaggio, ha letto tutti i vecchi fumetti di Luigi contro la mano nera e ha imparato un paio di parole in italiano. Tutti sono così preoccupati di dirgli che quell'accento è una chiavica e sta irritando tutta la crew. Allora, tu c'hai un 44 di loyalty e un 59 di felicità. Senti, non cagare il cazzo, fai... Fino al Mac, poi... Sì, sì. Io ero pure distratto in quel momento che detti, ah, boh, mica posso vincere. Meno male che tornai subito in chat lì e scrissi perché sennò minchia. Poi attivai la beta, lo provai, si potevano riscattare delle chiavi da dare agli altri. Feci una live dicendo che avrei dato la chiave e tutto. Per un problema di come veniva gestita la chiave e tutto, io feci anche il contest col vincitore, con l'estrazione a schermo, eccetera, eccetera. Madonna mia, soprattutto certe persone quando possono avere qualcosa che pressa. Che mi ricordo che gli aprì in tempo reale la schermata dove c'era scritto come funzionava per le chiavi e tutto e si pretendeva di averla immediatamente. Perché sempre ricordiamo, la malattia del secolo non è il non fare inclusione, ma è la strafottenza e la presunzione che hanno molte persone. Hai vinto un gioco? Non cagare il cazzo e aspetta che la chiave ti arriva. Certo non vado a sporcare la faccia per una chiave che tra l'altro ho avuto il regalo. Funziona ignorare così. Aspetta un attimo che il messaggio è lungo. Oh, guardate il sito di The Great Life 2, è uscita la versione ufficiale con tanto di modi che permettono di customizzare la tua città come ti pare. Tra l'altro puoi pure cambiare il livello delle tasse e introdurre il lavoro minorile. Non credo però ci sia la traduzione italiana, ma non è complicato da capire. Io non ho problemi con l'inglese, che titoli così mi piacerebbe portarli in live, proprio pure, sa, per fare pure due chiacchiere nel frattempo. E se sono italiani pure per chi ecco, non ha tanto dimestichezza con l'inglese, magari ci capisce qualcosa. Allora, devo fare una cosa alla volta, sennò io già non so parlare tanto bene, poi mi confondo e le figure di merda aumentano. Allora, ancora lo mettiamo qua. Non c'ho altri. C'ho... Qua però vado a scontrarmi con sti due, devo mettere per forza qua. Almeno vado solo contro lui. Questo però è un film grande con un'attrice da 8. Minchia. Aspetta. Questo il vincitore vince anche RGB Thunderbolt 4 dock with 10 ports. Ah, ok, grazie Gabriele. Stavo leggendo che c'erano alcune cose, infatti mi sono lasciato la schermata aperta sotto per dopo.
Se mo devi cambiare il nome dei posti e delle attività lo puoi fare abbastanza facilmente, tipo. Minchia, se è customizzabile in un certo modo, è finita per lui. Io però devo lavorare al negozio, voi mi date le cose che mi distraggono, però io me lo metto sotto nel frattempo mentre fa cose, a me non mi fa compagnia. È uscito pure un giochino simile, però solo era a tema zombie con mappe basate sulle città reali. Fa ridere il fatto che un PC con uno spec bellissimo ma il case è un fottuto tossapane. Guarda, con quello che c'ha dentro, anche se aveva la forma di un gabinetto, minchia è bello potente comunque come computer, eh. Ci si può divertire un bel po'. Allora, il filmozzo del settozzo è pronto. Migliorato? Peggiorato? Sei una brutta persona, sta. Allora, un attimo solo che è arrivato anche il signor Giamarco. 2 secondi soltanto. Vidi che era uno scherzo più che altro, un PC relativo a KFC, una cosa del genere. Diciamo che PC dalle forme un po' particolari, dai, ci stanno. Allora, metto questo così poi stacco un attimo e riorganizzo la live per dopo con Gianmarco e che lo devo aggiornare anche su alcune cose accadute oggi. Poi penso ci vediamo una puntata e vediamo un attimino cosa fare dopo. Ma ti tosto il pane sul serio, il toaster. Fa pure quello, finita. Finita. Troppa concorrenza qua però. Devo ancora sbloccare il reparto che mi dà una mano. Questa è l'unica parte del gioco che devo ancora un attimino capire. Devo vedere di capire come settare al meglio queste cose. Questo da quando... Ah no, aspetta, scendiamo. Che questo è sceso di qualità come film. Quindi non voglio spendere tanto, anche perché ho solo 2 milioni di dollari. O pochi. C'è bordello poi dopo. Allora, ecco qua. Settiamo qua. Ok, allora. No, e non ce l'ho ancora la pubblicità. Possa via. Lo faccio scritto in ansia per fare funzione, why not? Ma di fatti, se mentre ti fai una partita usi il computer e ti puoi fare anche un toast e mangi pure, mi piace ottimizzare. Se si può ottimizzare in questo modo qua, ok. Allora, per Luigi, che tu sei un pochettino più patito per i gestionali, la cosa bella di questo è che accadono cose molto pesanti. È molto realistico. Chi si droga, chi uccide, chi fa...
attore che impazzisce, uccide il cane della vicina e tu devi dare la mazzetta per non farla parlare, sindaco che chiede di far fare un film a sua figlia perché sennò ti tagli i viveri, tutte queste cose qua. Ogni personaggio, ogni persona che puoi assumere ha vari tratti positivi e negativi, misogini, razzisti, sfaticati, chi salta il lavoro, c'è di tutto qua dentro. E vedi? David Goodman, che è un alcolista e un misogino, stava prendendo il treno da Chicago a Los Angeles, come ha sentito che una donna stava portando il treno, ha tirato il freno d'emergenza bloccando tutto. Sei un deficiente. Sei un deficiente, non ci sono altre alternative. Qui cos'altro è successo? Per entrare nel personaggio David Gutman, ecco, guarda, vedi il karma che bella cosa? È caduto e ha rotto il plastico. Paga lui o paghiamo noi? Oh cazzo, a parte che no, ce li ho $3.000, però tu hai fatto il bordello, tu paghi, e che scende la loyalty a 0 non me ne frega proprio, tanto poi ti licenzio. Sa che me lo prendo a proposito. Allora, guarda, è in accesso anticipato e quella che sto provando adesso è la beta dell'aggiornamento grosso che hanno fatto uscire, che aggiunge altre cose, altre situazioni. Ok, ti rinnovo il contratto. No, ci sono un sacco di cose da fare qua, Pierluigi. Un casino proprio. Giusto per farti vedere una che ti può interessare, tanto sto facendo varie prove con i salvataggi. Diciamo, uno dei modi dove puoi creare i film è questo: sblocchi lo story workshop, che poi sto tosto in un'app per tutti. Sì, ma di sicuro avrà un sistema per controllare tutte le luci e quant'altro. Puoi creare tu un film, mettiamola così, ecco, Pierluigi alla riscossa. Puoi scegliere il tema, oppure puoi fare più temi insieme andandoti a dosare un attimino così quello che deve essere. Le ambientazioni poi si possono sbloccare e c'hai un sistema di carte che puoi sbloccare tramite gli sceneggiatori. Devi preparare tu una sequenza logica di un film: protagonista, antagonista, personaggi di supporto, quello che accade nel film e come finisce il tutto. In base ai risultati poi ci vedi un attimino. Non costa neanche tantissimo, quindi per lui, se ti sta piacendo, credimi, quello che hai visto qua e non è niente a confronto. Intanto compro questo, salvo ed esco. Buonasera. Si stava portando un attimo tutto il sistema. Salve a tutti. Allora ragazzi, mi date giusto 5 minuti che aggiorno Gianmarco su una cosa grossa accaduta oggi. Grossa, Gianmarco, non grossa. Te l'ho detta, sì, aspettavo te per venire qua. Penso ci vediamo prima una puntata che ci è rimasta in sospeso, poi proviamo a fare Dead Take. Come l'estate in cui Caro è morto. L'anno venimmo più sì. Iniziamo a vederci sì. La terz'ultima, perché oggi è uscita la terza, quindi la terz'ultima. Sì. L'app originale SNRGB e ora può mettere tastiere CPU, GPU, motherboards, Vabbè. Un contest che mi ha inviato Gabri, che ha trovato, si vince un PC anche molto potente a forma di tostapane che ti fa anche i toast. E come si vince questo contest? Cioè, come si ti registri, okay. E se vieni sorteggiato, sorteggio random. Ho detto, okay. Se vinco, io ho partecipato, se vinco ti glielo mando a lui a forma di tosta, perché non ha un PC, e allora così si fa pure una merenda nel pomeriggio, studia, gioca e si fa i toast, tutto perfetto. Allora, sotto c'è il pulsante d'accensione, lo accendi, sopra no, ma è tutto un sistema fatto apposta. Allora ragazzi, torniamo 5-10 minuti al massimo, giusto il tempo che sistemo tutto.